numero è abbastanza elevato, diciamo che in negozio ci saranno 30.000 libri, tra opuscoli, libri, collezioni. E poi però nei vari magazzini il numero lievita, se si passano i 100.000, insomma, come fosse una biblioteca di buon livello. Ecco, questo dal punto di vista numerico, ma non è quello che fa la differenza. La differenza la fa la qualità, almeno per me e per questo negozio, questo negozio di attività di ricerca di libri antichi, rari, anche introvabili, oppure cose che possono diciamo essere legate a degli argomenti specifici interessanti, almeno per me, perché diciamo l'imprinting che ho sempre voluto dare è stato quello di seguire la mia indole, cioè avere i libri che a me interessano o piacciono, e poi di conseguenza avere una clientela appropriata. Beh, da giovane soprattutto, io devo dire che ai tempi della scuola non è che studiassi tantissimo, ero un po' così, si dice, non dico un somaro, ma uno di quelli che aveva altre cose da fare. Poi però a casa personalmente ho letto molto, insomma, soprattutto narrativa, logico, narrativa, poesia, perché quello che è l'elemento che interessa soprattutto i giovani, cioè devono scoprire loro stessi nel mondo in cui sono immersi. Dopo, in funzione delle tue caratteristiche, dei tuoi interessi personali o di lavoro, vai più verso magari la saggistica e allora approfondisci su determinati argomenti. Ho cominciato con un'attività lavorativa tangente a questo mondo, che io ho cominciato con un laboratorio di cornici che, seguendo le orme di mio padre che aprì l'attività, lui era un intagliatore, faceva le cornici a mano, le dorature, nel 61, e io ho preso in mano poi nel 77 l'attività, e per un po' di tempo, per qualche anno, ho fatto cornici. Poi ho scoperto che era di moda per il pubblico sostituire le cornici del Settecento e dell'Ottocento con delle cornici moderne, allora mi sono messo a vendere le cornici che loro mi lasciavano. E però dopo il mio interesse per il libro era tale che insomma sono scivolato verso il mondo del libro antico, ma non solo, cioè il libro è un oggetto che ha un interesse che va al di là dell'epoca, cioè l'interesse è per se stesso, per cui ci sono dei libri del Cinquecento che possono avere un valore commerciale di 80-100 euro, e però non sono neanche ricercati, e c'è Poesie a Casarsa di Pasolini del 43 che è un fascicoletto e vale 6-8 mila euro. Ecco, questo è il discorso, cioè l'interesse per il libro non è né legato alla bellezza estetica né all'epoca, ma bensì alla risultante di tutti i contenuti che, come sappiamo bene, un libro non è mai solo quello che c'è scritto. Un libro è la risultante di tutto un insieme di forze e di professionalità che va dall'editore al grafico, al tipografo, il rilegatore. Ci sono tantissime persone che concorrono nel costruire l'oggetto libro, questo in tutte le epoche, logicamente, e per cui quello che mi dice a me non interessa la prima edizione, ben basta leggerlo, vabbè, va benissimo, c'è anche quel cliente, sappiamo che c'è anche quel cliente, però io amo di più confrontarmi con i clienti che cercano le cose più importanti, cioè i bibliofili, quelli che vogliono l'oggetto libro. Ma cosa ha di interessante la prima edizione rispetto alla seconda? Ed è facilissima la risposta, perché
la prima edizione è stata scritta quando quel libro non c'era, la seconda edizione invece è quando quel libro già esisteva, per cui diciamo è un concetto fondamentale. E anche se c'è il fatto che per esempio in Italia è un po' trascurato, c'è sì un seguito, c'è tutta una corrente di bibliofili, di persone interessate. In Italia la cosa è un po' trascurata, non ha certo la valenza che ha in altri paesi come Germania, Inghilterra, Francia soprattutto. Non dimentichiamo gli Stati Uniti, dove anche le prime edizioni degli autori del secondo Novecento hanno prezzi pazzeschi, insomma, inavvicinabili per i libri italiani, diciamo, ecco. Io ho qualcosa, adesso non ho più, anche del periodo prima della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, cioè del manoscritto. La rarità non è sempre sinonimo di valore, perché ci possono essere dei libri che sono rarissimi che però non li cerca nessuno, e dei libri comuni che invece sono ricercati da tantissime persone. È quello che costruisce la differenza. Però quello che è interessante è che dalla metà del 400 in avanti il libro ha anche diciamo una valenza estetica, cioè le legature, i caratteri di stampa, le modalità espressive per costruire un libro cambiano nel tempo, per cui è possibile attraverso la costruzione di una storia del libro stampato riconoscere le varie epoche, insomma. No, ma è logico che la grande trasformazione tecnologica che stiamo vivendo porterà a un abbattimento dei lettori sul supporto cartaceo. Ci saranno sempre quelli che leggeranno sul tablet o sul computer. Certo che leggere un libro su un telefonino mi sembra un po' complicato, e per cui penso che gran parte di quelli degli umani, diciamo così, che usano quasi solo il telefonino non saranno più dei lettori, insomma, questo sicuramente, per cui nel tempo andrà a calare l'interesse proprio per l'oggetto libero, ma non è neanche per la lettura, perché ci sono tanti che leggono lo stesso, però quello che viene a mancare è il concetto di biblioteca personale. Cioè, io vedo sul campo, diciamo, vedo nelle case delle persone che adesso hanno più di 60 anni, che oggi hanno più di 60 anni, anche delle biblioteche molto sostanziose, 2, 3, 5.000, 10.000 libri, cioè quantità molto elevate. Perché? Perché il fatto di avere una biblioteca in casa dava la sicurezza e la certezza che quando ti poteva servire un libro da leggere, oppure per qualcuno che in ogni caso maneggia libri perché deve scrivere, un giornalista, uno studioso, uno storico, preferisce avere a portata, a disposizione, prende il libro, lo cerca e si confronta, si documenta, e invece di andare nelle biblioteche civiche, pubbliche, che hanno quello che hanno fondamentalmente. E allora una persona si costruiva la propria dimensione letteraria in casa. Adesso questo non sta succedendo più, per cui, se non per una nicchia proprio infinitesimale di persone.